Si tira una riga perché quarti in classifica e si riparte. I playoff tutta un'altra storia, ma mi pare di capire che la mentalità, la voglia e l'intensità sarà quella mostrata negli ultimi mesi. Coach Pozzecco. La squadra è la stessa, chiaramente ci sarà una condizione psicologica diversa perché chiaramente entriamo nei playoff. L'altro giorno guardavo Philadelphia-Toronto, gara 7, è normale che i giocatori siano condizionati anche giocatori NBA che sono lautamente pagati e sono i migliori al mondo, sono condizionati poi alla fine dal giocare partite così delicate e importanti, e quindi può essere che ci sia questo piccolo condizionamento, ma sul fatto che i giocatori abbiano grande voglia di fare bene, di regalare altre emozioni, non ho dubbi. Coach, e poi diciamocela tutta, abituati a queste finali, perché praticamente da quando sei arrivato ne abbiamo parlato in lungo e in largo, partita dopo partita ognuna valeva davvero tanto. Oggi questa squadra ha trovato un'identità che poi ha messo in mostra in campo anche nell'ultima gara, dove paradossalmente con la consapevolezza di essere già nei playoff si è giocato come se invece bisognava ancora arrivare a quel risultato. Credo che sia già un buon punto di partenza. Sì, i giocatori hanno questa grande in questo momento voglia di giocare a pallacanestro, di divertirsi. Si parla spesso di questo fatto qua, ma io aggiungo un'altra cosa: nelle ultime 9 partite noi abbiamo subito una media di 77 punti a partita, che vuol dire la terza miglior difesa del campionato. Coach, si parte sabato e non ci sarà tempo per rifiatare perché poi lunedì ci sarà già gara 2. Hai preparato qualche alchimia particolare oppure davvero questi sono ragazzi che ormai vanno a braccetto con quelle che sono le situazioni? Ma come sempre facciamo, ci adeguiamo un po' alla squadra avversaria, ma minimamente, anche perché il nostro primo obiettivo è quello di imporre il nostro gioco, quindi sembra un po' un discorso calcistico, ma è così. Ma quanto sei diventato serio, coach? No, c'ho mal di pancia, mi viene da vomitare, ciao.